Siamo con Edoardo Boscaro, giocatore del Trissino, classe 2008, giovanissimo del vivaio del Trissino. Partita stupenda, emozionante, dove il Trissino all'inizio sembrava che la facesse da padrone, poi l'esperienza probabilmente di giocatori veterani del roller ha fatto sì che ha portato il risultato sul 5-3. Vi faccio i complimenti perché avete dato un'intensità di gioco, una velocità e soprattutto un cuore invidiabile. Come l'hai vista dalla pista, Edo? No, sono completamente d'accordo con quello che hai detto. Secondo me per il pubblico è stato uno spettacolo questa gara da tutte e due le parti. E pensavamo di portarla a casa sì, dopo i gol, però alla fine sì, l'esperienza del roller Bassano si è fatta vedere e ci ha messo sotto il secondo tempo. Vabbè, Edo, purtroppo adesso il Trissino sappiamo che finisce con questa sera la regular season e sarà in attesa di risultati delle altre partite perché il prossimo turno avrà la giornata di riposo. Ho il piacere di farti una domanda, visto che tu sei un giovanissimo che gioca ancora in Under 19 al primo anno, giusto? Sì. Dimmi le differenze che hai trovato tra un giovanile e giocare in una squadra senior come campionato di A2. Allora, secondo me, prima di tutto l'intensità è molto più alta nel campionato di A2, anche del campionato di Serie B. E poi il gioco è più fisico e i portieri sono più grandi ed è più difficile far gol. Bene, dai. Allora ti faccio un in bocca al lupo per il tuo futuro e al Trissino. In bocca al lupo anche al roller, però volevo fare i complimenti alla mia squadra perché veramente oggi mi sento che abbiamo dato tutto e sono proprio contento del gruppo che si è creato. Ci sta Edo. Arrivederci alla prossima. Grazie mille.